E buona domenica per me. Sono alzata da poco, intanto ho pulito casa, mi metto a scaldare il latte. Oggi latte e brioche. Ci sarebbe integrale, ma me ne frego altamente, perché sono stata parecchio brava in questa settimana, quindi cioè, è stato un cambiamento abbastanza drastico. Quindi me ne frego e mangio una brioche normale. Comunque, volevo farvi vedere perché ieri poi ho interrotto perché poi è arrivato Franz, poi ho fatto altre 1200 cose anche ieri sera. Ho interrotto il video durante il montaggio del secondo mobile. Vi faccio vedere i mobili sistemati perché li ho già messi. Ieri sera ho fatto tutto, sono andata a letto tardi, di nuovo il sabato sera a letto tardi, però ci tenevo a fare questa cosa perché veramente mi sono tolta un pensiero. Vi faccio vedere il risultato. Pepe, facciamo vedere il bagno? Fai vedere tu, fai vedere. No, non grattarti qua che ho appena pulito. Allora, pronti? Ta-dan! Adesso è il cestino quello che stona. Però quello è il portacarta igienica. E ci sta giusta. Qui ho messo, non è stabilissimo, bisogna tenere il mobile se no cade perché non è proprio pesante. Ho messo la carta così, in realtà poi è solo provvisoria la cosa, dopo devo vedere come sistemare meglio. Allora, Pepe, non starmi dietro però. E questo è il mobile, microonde finito. Questo è il mobile invece della lavanderia, della lavanderia, della biancheria sporca. Però là sopra c'è la roba mia, questa era la maglia, perché pensavo ci fosse freddo in casa, invece no. Vabbè, niente, non fate caso a questa roba. Nascondiamo. È comodo perché c'è il ripiano sopra, è un ripiano stabile, non come prima con il cesto. E questo cassetto non ho ancora messo niente e sinceramente non so cosa metterci, quindi se avete idee ditemi perché io sinceramente non so cosa metterci. Comunque, questa invece è la parte sotto, cioè a parte che è bello proprio da vedere, non so quanto durerà con l'umidità di questo bagno, anche questo mobiletto qua, secondo me l'umidità andrà tutta dentro nella carta igienica e infatti ho un po' paura per l'inverno. Dovrò controllarlo spesso, spostarlo spesso. Ah, sotto questo e sotto quello ho messo il feltro, i feltrini, come si chiamano feltrini? Signor, non lo so. I cosi lì si vedono anche. Va bene, quelli là abbiamo capito, no? Così non devo strisciare il pavimento, che non si striscia però. Meglio evitare, così si muove tutto meglio. Tornando a noi, c'erano questi pomelli in metallo, sono un po' fatti male, ma insomma c'erano questi pomelli, ma c'erano anche quelli neri. Quindi insomma c'è la scelta, volendo si possono mettere quelli neri e sono avanzati un casino di viti, di cose varie ed eventuali, quindi meglio, meglio. Questo è lo scomparto biancheria sporca, quindi ecco, c'è il cesto e il cesto che viene dato insieme al coso, avete visto ieri, e niente, magari sarebbe da prenderlo forse un po' più alto perché vedete quanto posto avanza sopra, però ecco, questo è quanto. Quindi adesso la biancheria è tutta là, non è lo stesso bianco di questo dei mobili del bagno originali, ma insomma il bagno finalmente è più o meno sistemato. Zona lavanderia bagno, devo sistemare il mobile di qua. Ieri sera avrei voluto farlo, no, ero troppo stanca, non ce l'avrei fatta e quindi ho lasciato perdere ieri sera. E boh, ci sono rimasta male perché adesso devo guardarmi un attimo le storie su Instagram, che la gatta di Clio è morta e sono rimasta male perché io ogni volta che muore un animale adesso, un gatto, un cane, mi rivedo in quello che ho passato io. E siccome anche questa è morta e aveva un tumore, aveva tanti problemi, sono rimasta molto male, molto. E vabbè, nonostante non fosse la mia gatta, ma ci sono rimasta molto male. Va bene, adesso faccio colazione, la faccia sfattissima, si vede che faccia distrutta. Devo mettere fuori la biancheria finché c'è sole, che si asciughi perché sì, qua dentro si è un po' asciugata, ma io si sono buia completamente.
L'ho stesa ieri sera e devo metterla fuori finché ci sarà sole perché dovrebbe far brutto pomeriggio. Infatti la nostra intenzione era andare al mare, però al mare avevano previsto ancora peggio. In realtà poi con le previsioni aggiornate non so come sarà, però a Jesolo ci sarà un gran caos oggi e quindi comunque è caldo fuori. Anche prima sono uscita con questo pigiama che è niente in tutto e non si sta male, c'è ancora caldo, però dovrebbe cambiare il clima perché comunque siamo quasi a ottobre, quindi cambierà anche qua. Già era cambiato, poi è tornato il caldo, non esageriamo. Ora ho un po' di giorni che non mi faccio sentire, quindi che bene che si sta seduti. Sta luce non mi piace, ma devo sempre stare a cambiare le impostazioni. Adesso è quella automatica, il bilanciamento del bianco automatico, ma non mi piace perché mi fa cadaverica. Non che io sia abbronzata, però sono un po' troppo bianca. Pepe, Pucci, ciao! Ecco è arrivato Pipo, era di fuori. Vabbè, mi sto scaldando la pasta, in realtà non dovrei mangiare pasta oggi, ma mangio solo quella e non mangio altro, insomma. Quello che era previsto dalla dieta non c'è in casa e quindi non ci ho neanche pensato, io ero convinta di avere, invece vabbè. Pazienza, devo andare a fare la spesa. Sono molto stanca. Ormai in ogni vlog vi dico che sono stanca, ma veramente tanto stanca. Ieri sera mi sono allenata e poi ho avuto la brillante idea di fare degli esercizi per l'allungamento dei muscoli del collo. Sembrava tutto bene, un po' indolenzita, ma stamattina mi sveglio, ero a posto, non avevo dolori né niente. Faccio per tirarmi su sul letto, insomma, seduta. Avevo dei giramenti di testa fuori dal normale, ma una cosa, non avevo nient'altro, solo giramenti di testa, ma molto forti. Tant'è che mi sono dovuta risdraiare e ho detto e adesso? In mente mi è passato di tutto e adesso come faccio? Come faccio ad andare a lavorare? Come faccio a guidare? E se sto a posto peggio? Cioè mi è venuto in mente di tutto. Poi alla fine mi sono alzata, sono dovuta stare appoggiata al muro per aprire le finestre perché non riuscivo a stare in piedi. Pendevo tutta a destra praticamente, mi sembrava di aver bevuto. Una cosa stranissima. Probabilmente sono andata cioè si è svegliato qualcosa facendo questi allungamenti che è semplicemente muovere la testa così, cioè, e non per tante volte, così e poi su, giù, insomma, allungamenti normali. E devo aver risvegliato qualcosa che, che mi ha dato tutto questo stordimento. Vabbè. Però poi adesso ce li ho, cioè ho ancora qualche giramento ma poco. Sono stati proprio quegli esercizi. Va bene. Uno fa le cose per stare bene e sta anche peggio a volte. Anche per oggi ho finito di lavorare, sono stata lì fino all'1:30. So se sì, vi avevo detto che probabilmente ci sarebbe stato il cambio società, azienda, sì. In realtà non c'è ancora stato, ci sarà il prossimo anno. Per fortuna, perché sarebbe stato un caos totale. La cosa positiva del lavoro, festeggiamo, ma anche no, perché alla fine sì, vabbè, era tutto molto in dubbio, comunque finalmente sono a tempo indeterminato, quindi c'è una sicurezza in più per il momento, per il momento. Adesso io mangio, che dite? Facciamo il pranzo? No, insieme no, perché ho bisogno di mangiare tranquilla. E su qua che mi addormento, vabbè, devo anche rifare il letto perché ho cambiato lenzuola, cioè ho tolto quelle che c'erano su, ho messe a lavare e il resto ho fatto tutto qua in casa. Avrei anche tempo per me in realtà. Dovrei fare la pedicure, assolutamente, cioè io dovrei farla tipo ogni giorno, ho i piedi che sono disastrati i miei piedi, ma sempre. E dovrei anche rifare le unghie, perché stanno iniziando a rompersi. Perché l'ultima volta non ho messo tanto bene il gel e infatti si vede, stanno già iniziando a saltare un pochino. È sera ed oggi è il 20-30, il 1° ottobre. Il 1° ottobre.
Allora, questa sera ho fatto le polpettine, cioè non le ho fatte per stasera, le ho fatte in realtà per quando capita, e tanto basta scaldarle in forno. Qui abbiamo iniziato a fare fuoco giusto per stiepidire un po' l'ambiente e infatti qualcuno è già attaccato al forno, anche Pippo sotto. E niente, è un po' che non registro, qualche giorno, perché sono sempre tanto stanca e ho sempre qualcosa da fare in realtà. Poi pomeriggio mi piace rilassarmi quelle 2 orette e non fare niente, quindi niente, sono mancata un pochino nel registrare questi vlog, però ho fatto le polpettine. Come le ho fatte? Non con la carne, le ho fatte siccome avevo una zucchina aperta, ne avevo usata un po' e non volevo buttarla, quindi ho fatto la zucchina un po' grattugiata e un po' mixata insieme ai ceci, perché anche quelli ce li avevo aperti e dovevo usarli. E vabbè, grana, pangrattato, sale, pepe, ci ho messo anche un goccio di olio, un uovo e poi basta, credo che basti. Sì, no, ho messo queste cose qua ed ecco qua le polpettine. Non ci sono solo queste, ce le ho anche di qua, adesso devo metterle in congelatore. 2 piccolissime, ecco, infatti si vedono i pezzi di zucchina, alcuni sono un po' più grandi perché ho volutamente lasciato dei pezzi un po' più grandi. E ci ho messo anche il formaggio fresco spalmabile, quello senza lattosio dell'Eurospin, e so che è un gusto che mi piace, cioè l'insieme, il mix di queste cose mi piace molto. Mi pare di non aver messo altro, ma adesso mi viene il dubbio. Pangrattato e boh, adesso metto in congelatore, ecco, in sostanza. Quindi ho un po' di polpettine pronte e basta. Ho lavato i piatti, ho appena finito e sono le 21:16. Avevo un disastro, lì c'era pieno di roba, cioè no, vi faccio vedere perché sembra che racconti balle, comunque ce n'era di roba e che non è neanche tanta rispetto a altre volte. E niente, dai, adesso io sì, vado, i gatti se ne stanno belli al calduccio, metto in congelatore quelle polpettine e vado a farmi una doccia. La batteria è scarica, quindi vi saluto, vado a fare qualcosa ancora. Sì, perché ormai io prima delle 10:30 non riesco ad andare a dormire perché mi metto a fare 1000 robe, poi mi guardo il telefono, guardo i video e le ore passano anche troppo in fretta. Siamo già a ottobre e sì, cioè corre il tempo veramente. Oggi sarei voluta andare al mare in realtà, però sono rimasta al lavoro e quindi era troppo tardi. Cosa dici? Cosa dici? Hai fame? Secondo me ha fame perché sono le 13:54 e sono appena arrivata a casa quasi. Sono solo stata in orto a prendere carote e le ultime 2 zucchine. Poi ho i cavoli cappucci che sono pronti da tirar via e ho le pannocchie, alcune sono a posto. Pensavo che avessero tutte i pidocchi e invece no, alcune pannocchie riesco a recuperarle e quindi devo andare giù a tirarle via prima che faccia il brutto tempo, quindi uno di questi giorni, perché poi da martedì hanno previsto brutto, si abbassano le temperature. Pepe, andiamo a fare la pappa. Pipì, andiamo a fare la pappa? Andiamo insieme? Certo, va bene, sì. Vabbè, le polpettine di ieri sera alla fine le ho messe in congelatore. Sono andata a letto tardi anche ieri sera perché sono un genio, perché poi mi sono incantata a guardare il telefono come sempre e alla fine ora che ho fatto la doccia e non ho lavato i capelli, perché se avessi lavato i capelli sarebbe stato ancora peggio. Insomma erano le 11 passate, sono state le 11:30 e per me è un po' tardi andare a quell'ora a letto. Comunque dai, adesso ho Pepe che mi gira intorno, a parte perché ha fame, ma perché sente odore di orto. Quindi vado ad aprire le finestre di qua in camera, apro un po' qua, abbiamo un po' un casino qua di roba appesa, ma sì. E niente, sono arrivata a casa tardi, oggi è sabato, di solito il sabato finisco
relativamente presto, nel senso mezzogiorno e mezzo, e oggi invece sono rimasta un po' di più, decisamente all'1:30, ho fatto fino all'1:30. Vabbè, ogni tanto. Qua in questa tasca, in questo tascone, aspettate, ho tutti i pomodori, ho tutti i pomodori. Cioè beh, questo qua è da buttare ad esempio. Poi ne ho lasciati anche sulla pianta, sulle piante, perché ce ne sono tanti ancora, però non faranno tempo a crescere. Intanto ho un po' di pomodori che sono tutti da lavare, li appoggio qui, anche quelli, e li mangio sempre perché... Ah, ma c'è un'altra cosa, c'è un cetriolo. Questa è la tasca delle meraviglie. Sì Peppe, guarda qua dentro, c'ho tutti i pomodorini, ci sono anche quelli già maturi, Sì, non ci sono solo quelli verdi. Tanto maturano dopo. Ma quanti ne ho? Ok, questi sono gli ultimi. Allora, sono passati dei giorni anche questa volta. Non ho tagliato ulteriormente i capelli, sono solo raccolti dietro con la pinza e quindi sembrano più corti. Allora, cosa vi racconto di oggi? No, che giorno è? Prima di tutto, che giorno è? Oggi è il 5 ottobre. 5 ottobre, il tempo è stranissimo, no? Sta facendo tempo d'autunno, proprio il clima autunnale, che in realtà non c'è così freddo di fuori. A parte la pioggia, che adesso non c'è più, ha smesso, a rate esce anche il sole, va bene, sono 23 gradi, 24, quindi non è freddissimo. Pensavo fosse più freddo, no, non è male, non è male. Vi dirò, sarebbe potuto essere anche peggio come meteo, invece non è malaccio alla fine dei conti. Allora, io devo ancora mangiare, devo ancora pranzare. Ieri sono finito di lavorare alle 3, oggi ho finito di lavorare alle 2, perché mi sono fermata per aspettare una persona. Poi nel frattempo mi era arrivata una mail con delle cose che non erano giuste, allora ho dovuto correggere tutto. E brava, perché sono riuscita a fare da sola, arrangiarmi, a far tutto. Non posso stare a spiegarvi che cosa, ma insomma ho dovuto correggere, ma sì, sono riuscita a fare tranquillamente. E adesso è il periodo del mese delle statistiche, quindi sono sempre là con i numeri, cioè io arrivo a casa che penso ancora ai numeri. Va bene. In realtà oggi non avrei avuto voglia di fare statistiche, però sì, alcune dovevo farle per forza, insomma, entro questa settimana, e quindi ho fatto oggi. Non ho finito, ma insomma, sono neanche, sì, a buon punto, dai, sì, mettiamola così. E niente, adesso devo mangiare. Franz non verrà a pranzo, che ormai mangiamo a merenda praticamente il pranzo, e ultimamente comunque non verrà a mangiare, deve tornare al lavoro. E oggi ho utilizzato di nuovo l'impermeabile del lavoro con l'arancione fluo, di nuovo dopo mesi, ma oggi pioveva proprio tanto, quindi era inevitabile usarlo. È che sembro gigante con quel coso. Vabbè dai, comunque. L'autunno è arrivato, il noce qui davanti però non ha ancora le foglie, ne ha qualcuna gialla, ma ce le ha ancora verdi, perché ha fatto caldo fino all'altro giorno. Cioè, quando esce il sole c'è caldo, non è ancora un sole debole, autunnale proprio. È un sole tardo estivo, secondo me. Adesso mangio, mi sono tagliata il pane, la puccia con la mortadella oggi, ma sì, oggi mortadella. Qua ho ancora tutta la frutta da sistemare, che ieri siamo stati a fare un po' di spesa e non vi ho fatto il video, non ve li faccio più ultimamente perché faccio sempre spesa di corsa e quindi non riesco più neanche a farvi video. Comunque ho preso un po' di frutta, verdura, ho ancora cetrioli dell'orto, ne ho parecchi messi in frigo,
e ogni giorno ne mangio uno così, perché devo integrare la verdura. Mettiamo anche i cetrioli che hanno tanta acqua, quindi fanno comunque bene. Non sto a seguire alla lettera proprio precisamente tutto, perché altrimenti muoio di fame. Questo è sicuro.